la regina della casa, zia Gina. 100 anni. Cosa ti sembra aver compiuto 100 anni? Ce n'è tanti ancora davanti? Sì. Vero? Ma vuoi parlarmi un po' di tuoi nipoti, che ne hai tanti, dei figli? Tutti bravi? Sono tutti bravi, intelligenti, mi vogliono bene. Questa è una bella cosa. Sì. Avere tutti i figli e nipoti che ti vogliono bene è veramente una cosa Sì. fantastica. Eh, E tu sei sempre stata una grande mamma. mamma, sì, Sì, casalinga. casalinga. E cosa ti piaceva fare a casa? Da mangiare? Mangiare, lavori di casa, Sì? tutto. Ma da mangiare cosa facevi di buono? Ti Un ricordi? po' di tutto. Ma Un giorno una roba, un giorno l'altra. ma un piatto che ti piaceva di più, preferito, sì. Preferito? Sì. Quale poteva essere? Ma non so neanche io. No risotto, non mi piace. No, non ti piace il risotto. Allora, di primo spaghetti Spaghetti. al sugo, Sì, fatti col sugo fatto da te. sì, il sugo. E di secondo? E di secondo Dipende. dipende, sì, dipende. Polenta e funghi. Polenta e funghi. Poi i funghi Ah. e anche formaggio. E anche formaggio. Buono. E il pit in teccia ti piace farlo? Cosa? E il pit in teccia? No, Ah no? no, Che mi piace tanto volevo mangiare il pit in teccia fatto da te. no. Ah, niente, vabbè, venirò a mangiare polenta e funghi allora. Sì. E allora, adesso salutami tutti quelli che hai qui davanti, parenti, amici, nipoti. Ciao a tutti e arrivederci il prossimo anno, dillo. Tutti, E i figli? tutti. Franco, Giuliano e tutti i miei nipoti. E i Che figli. li voglio bene a tutti quanti. E arrivederci al prossimo anno. Grazie Regina della casa, un applauso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Regina, tanti auguri a te. Soffia le candeline. Soffia, ce la fai? Voi. La fai associare? Soffia lui. Vai, oh!